Allora, ritorniamo un po' su queste questioni. Mi interessavano due aspetti. Da un lato che voi avete analizzato il discorso dei tassi alti e dell'inflazione. Ve lo vedo che sta facendo delle considerazioni mentali, adesso cercherà di estrinsecarci, e che era prevedibile in qualche modo che questi tassi alti potessero rallentare le nostre aziende. Ma cosa sta succedendo? E secondo lei è corretta la politica antinflazionistica adottata dall'Unione Europea di alzare i tassi in questo modo? Sembra che non sia finita qui. O c'è stato un reggente ravvedimento? Perché voi ne state scontando? E spieghi ai nostri telespettatori in che termini, perché forse non è ben chiaro anche questo. Cioè, il singolo lo dice sì, perché io ho un mutuo casa e lo pago a un tasso più alto, però non è solo questo. È sempre difficile andare a sindacare sulle scelte monetarie, perché in realtà chi fa quelle scelte, quelle valutazioni ha una visione che è tutta sua, è della società per come la conosciamo noi, però è tutta sua perché ci sono dei meccanismi automatici che poi sono legati anche a scuole di pensiero di filosofia economica che cambiano, ma sono cose che poi sfuggono un po' a noi tutti, ai vari livelli. E l'aumento del costo del denaro è una delle vie per fermare l'inflazione. Diciamo che è quella che da un punto di vista contabile è la più efficace di tutte, perché il denaro costa tanto e quindi nessuno andrà più a prenderselo e quindi in realtà consumerà di meno e consumando di meno scenderanno i prezzi in qualche maniera. È cinico, ma è così il meccanismo. Lo vediamo come privati se abbiamo un mutuo o un prestito di qualche tipo, ma lo vediamo come imprenditori nel momento in cui lo sviluppo, il mantenimento dello sviluppo dell'azienda costa parecchio di più di quanto non costasse prima. E allora gli investimenti che magari erano stati programmati non possono più venire realizzati perché non si sarebbe in grado di finanziarli adeguatamente. Perché molti pensano che le aziende, tanto le aziende scaricano tutto e quindi guadagnano quello che vogliono. No, non è così, è tutto più articolato e sofisticato. E quindi questa cosa porta a un rallentamento generalizzato dell'economia. Ma per le valutazioni che vengono fatte dai sistemi di controllo, quelli monetari appunto, è un passaggio obbligato in qualche maniera. Noi riteniamo che pur continuando a prospettare, se non minacciare, ulteriori aumenti del costo del denaro, di fatto quando si comincia a dire beh però forse sarebbe magari il caso di pensare a una pausa, se non altro di rallentamento, vuol dire che una serie di risultati sono già stati ottenuti. Quindi potrebbe anche essere che ci stabilizzassimo qua o che cominciassimo una politica di discesa, il che darebbe poi energia... Un po' di respiro. Sì. Per quel che riguarda le materie prime, lei ne accennava anche prima, effettivamente c'è stato un calo dei prezzi, al di là degli energetici li abbiamo più o meno sotto mano, ma le materie prime, tanti non sono a conoscenza. Allora, per le materie prime c'è un discorso un po' triste da fare sull'avidità. Gli aumenti, prendiamo due materie, chiamiamole prime, di qualche cosa che noi siamo abituati a conoscere. Uno è l'acciaio, cioè il ferro, e un altro è, diciamo, il legno. Ma l'acciaio serve a fare tantissime cose, il legno serve a fare tutti i nostri mobili, per esempio. Sì. Bene. Queste due materie prime hanno avuto aumenti enormi. L'acciaio, quando è cominciata la crisi, costava, diciamo, mediamente, quello che usiamo noi, 750 euro a tonnellata, siamo arrivati a pagarlo 1.800 euro a tonnellata, 2 volte e mezzo.
Era una serie di fattori e di elementi, c'era penuria, ma era anche generata apposta per poter aumentare i prezzi. Okay. E quello ha dato gli scossoni enormi e le difficoltà dalle quali le aziende poi avevano cominciato a riuscire ad uscire. Adesso sostanzialmente c'è stata una ritracciatura, cioè il prezzo dell'acciaio di cui parlavamo prima è sceso intorno ai 1.100 euro alla tonnellata, quindi parecchio di meno di quello che era il picco, ancora di più di quello. Sì. Ecco. E ci sono tentativi continui da parte dei produttori, cioè delle ferriere, di aumentare questi prezzi, perché dicono sì, ma adesso non si può più, la discesa è finita. Non è così. Ecco, non è così perché? Perché a un certo punto perché non c'è consumo. Perché non c'è consumo, perché è bloccato il consumo. E quindi cosa fanno? Chiudono centrali e per tornare al legno i produttori di truciolare di legno, che è quello che va dentro a tutti i mobili, quella roba, si chiamava panforte una volta, comunque il truciolare di legno, che in Italia tra l'altro è tutto riciclato, siamo gli unici al mondo a avere il 100% di riciclo, cioè tutti i mobili vecchi che vengono buttati via vengono poi macinati e riutilizzati. E anche loro hanno avuto un periodo, stanno affrontando periodi di difficoltà e fermano le linee. Quindi invece che produrre 24 ore al giorno, producono meno giorni per 24 Ma a questo ore. punto la logica non vorrebbe, proprio una logica molto terra-terra, non vorrebbe far capire che abbassa il tuo prezzo e vedrai che verrai acquistato automaticamente. È un po' come nell'ambito della ristorazione, ci sono delle trattorie, dei ristoranti che hanno dei prezzi sempre in linea, pochi ritocchi e sono sempre pieni, e altri invece che criticano questi, dice dai, ma io ho una clientela scelta, ho alzato i prezzi, però adesso sono sempre vuoti. Altospendenti. I famosi altospendenti che sembra sia pieno il mondo, però poi alla fine se ne stanno anche a casa gli altospendenti. Non verrebbe da sé che per tenere avanti, tenere quell'occupazione, c'è anche un aspetto sociale, umano, quindi quei collaboratori che poi tu perdi quei collaboratori qualificati perché, come è successo col turismo, no? Il Covid ha fermato il turismo, ha fermato certi settori, il lavoratore ha trovato un'altra occupazione che poi ha scoperto più consona alle proprie aspettative di vita e non torna più indietro e dopo piangi che non trovi più quei collaboratori. Adesso le aziende, poi parleremo anche del discorso occupazione se riusciamo. Non verrebbe logica di pensare in questo, dove c'è la speculazione, fin dove riesce ad arrivare? E lei diceva l'avidità, e questo termine mi è piaciuto perché sembra quasi incredibile che ci possa essere un aspetto di avidità, ma forse la cosa più semplice è proprio quella. Fin dove può arrivare? Allora, dipende da quanto lontani sono i decisori dal mondo reale, cioè dalle persone. Un'azienda come le nostre, che fa sì che lavoratori e datori di lavoro si incontrino tutti i giorni, si vedano e si guardino negli occhi e magari frequentino lo stesso bar o la stessa pasticceria, è diversa da quello che seduto in una scrivania in giro per il mondo fa i conti di quanto può guadagnare il suo fondo che ha investito in materie prime. È molto lontano. Però anche questi, che sono quasi figure mitologiche, a un certo punto si vedono presentare i conti dai loro contabili che gli dicono non va più. È lento, ma arriva. È che non tutto, è come sono le code, no? Che uno dice, ma qua è diventato verde e non parte. No, ci vuole un po' e la tendenza c'è comunque, perché il mercato non risponde più. Siamo già arrivati a questo punto. Sì. Molto rapidamente, molto forse più rapidamente di quel che si poteva immaginare. Produttività. In Italia ha un problema di produttività, non a tutti è compreso la valenza di questo termine. Con ore a parità di ore, no, non a parità, con più ore lavorate rispetto ad altre realtà, ad altri paesi, non parliamo della Germania, però abbiamo una bassa produttività. Cosa nella sua azienda, per esempio, cosa vuol dire produttività? Spieghiamolo terra a terra proprio per chi non comprende queste variabili. Allora, se io devo far funzionare una macchina,
e questa macchina ha bisogno di mia presenza continua, non tanto per mettere i pezzi, perché c'è ancora, ma insomma stiamo parlando anche d'altro, e io ci sono, quando sono là magari sono un po' disattento, o ho delle mie esigenze di vario genere, o semplicemente in un certo periodo della mia vita non mi sento tanto in linea con ciò che faccio, quella macchina invece che produrre 8 ore ne produce 8 in teoria, 6 nella pratica, perché ci sono interruzioni, perché ci sono rallentamenti, o perché anche può succedere che ci siano interventi di sistemazione che avvengono non nel tempo previsto, ma un po' di più. Tutto questo ci sta, perché ricordiamoci sempre che siamo tutti umani, per cui le macchine, le attrezzature hanno una potenzialità teorica di produzione che sistematicamente viene fatta scendere almeno del 20%, proprio come calcolo, e poi scende ulteriormente per questi motivi. La produttività è questo, cioè la capacità di utilizzare al meglio attrezzature, materie prime ed energia in modo di dare il meglio che si possa fare. Ma quindi la produttività non è strettamente legata al lavorare in un certo modo con certi ritmi da parte dei lavoratori? No, non solo, certo. Cioè non è solo questo. No, infatti, grazie, perché immediatamente bisogna dire delle cose. Se io ho investito in attrezzature, in sicurezza, in formazione per le persone che lavorano, e posso anche chiedermi, ma tutti stanno facendo il loro dovere, ma se non l'ho fatto, il primo a mancare sono io, perché se non ho attrezzato meglio quella macchina, perché serviva un investimento che ho deciso che in questo momento non andava fatto perché tanto va bene così. Cioè, la produttività è un insieme di, come sempre, come in tutto. Elena, mi stufo da solo a sentirmi dire queste cose, ma però di fatto la stiamo vivendo, perché si dice anche una maggiore retribuzione dei lavoratori, perché poi si torna sempre su quegli aspetti lì, perché se ci fosse una maggior produttività, però poi alla fine, in base alle sue spiegazioni, in base a quello che si sa, la produttività è legata a più fattori, non solo al lavoratore che abbia un ritmo più veloce, eccetera, anche alla motivazione stessa. Certamente, questo è fondamentale. E quindi risali sempre alla dirigenza, nelle nostre situazioni, alla realtà, alla proprietà dell'azienda. Ne sto parlando da noi, perché è ovvio che se parliamo di un fondo o di una multinazionale, però nelle nostre realtà, dal titolare quanto riesce a incentivare, motivare, a tenere un team che lavori in un certo modo, e quindi chiudere certi tempi morti, perché il lavoratore è gratificato dal chiudere prima anche il proprio lavoro. Secondo lei andrebbe rivisto il modo di concepire il lavoro? Lo chiedo spesso perché col fatto che abbiamo poca propensione a rivestire certi incarichi e certi ruoli, certi giovani non ne vogliono proprio sapere e faranno esperienze nelle aziende e poi scappano senza neanche preavvisare, vuol dire che qualcosa dentro le realtà aziendali non funziona più. Se la nostra produttività non è così alta e il lavoratore ci mette 8 ore per fare una cosa che magari potrebbe farla in 4, ma chi glielo fa fare poi di correre? Perché alla fine ti dicono, ma scusami, chi me lo fa fare per questa busta paga qua che giustamente ti mostrano, chi glielo fa fare? Cioè, c'è un problema che forse è strutturale, che sta emergendo più grande di quel che potrebbe sembrare, o no, secondo lei? Sì, di sicuro è enorme, perché non è certo tra le cose banali, ecco, mettiamola così. No, adesso ce ne accorgiamo adesso. Appunto, che non è tra le cose banali. Un tempo sembrava irrilevante. Prima lei giustamente citava la motivazione, e uno dice, cosa c'entra la motivazione col lavoro? È fondamentale, perché se io sono motivato, il mio tempo al lavoro ha un significato anche per me. Non sono là per punizione, sono là perché io, persona consapevole, sto facendo una cosa che in parte, siccome mi sento coinvolto, mi gratifica anche, e questo succedeva forse un po' di più una volta, dipende dall'età della formazione culturale dei lavoratori, che non vuol dire quanto hanno studiato, ma quanto abituati erano, certo. Questo c'era. La motivazione in realtà è quello che fa sì, soprattutto
nelle aziende nostre e di queste zone, che la produttività tutto sommato sia abbastanza buona nostra, anzi qua nel nord-est è abbastanza alta. Diverso è per l'azienda piazzata nel nord-est, che però ha una dimensione aziendale tale, con una dirigenza lontana, che mette in conto una minor produttività a sistema. Quindi più personale, un po' di costi in più, ma tanto dopo vengono calcolati nelle opportunità di mercato generale, e quindi forse in quel caso la produttività è leggermente inferiore. Però c'è un'altra cosa fondamentale, che è quella dei lavoratori che diciamo che non troviamo più. Ora, i ragazzi che hanno 20 anni, lo dicevamo forse anche in un'altra occasione, non sono più come noi. Ma questo non è la solita tiritera, non sono più i giovani di una volta. Oggettivamente le loro priorità, la loro formazione, l'ambiente molto allargato attraverso internet in tutte le sue declinazioni positive e negative, ha fatto sì che questi ragazzi siano diversi e abbiano delle aspettative e delle priorità diverse dalle nostre, molto più vicini fra loro nei vari continenti, ma molto lontani dalle generazioni che oggi sono quelle che decidono. E quindi noi continuiamo a dire: non troviamo persone, non sono più come una volta. Il problema non sono loro, il problema siamo noi, che andiamo cercando qualche cosa che ancora per un po' esiste, ma fra un po' non esisterà più. Bisogna che noi immaginiamo il lavoro del futuro tenendo conto di come sono le persone che andranno a farlo, ma non per buonismo o per dare sempre ragione ai figli e ai giovani. Non è questo il punto, è una questione di rispetto generale. Se il mondo sta cambiando e le priorità, per esempio sul tempo libero, su tante cose, sono diverse, uno sciocco continua a dire: io continuo così e insisterò fino... Chi invece guarda 2 passi davanti alla sua vita di 80 anni e al futuro, e quindi anche al risultato di tutto quello che lui ha investito prima, deve cominciare a farsi delle domande e dire: li sto cercando nel modo giusto? Sto generando l'ambiente giusto, di nuovo la motivazione, perché un ambiente di lavoro deve anche essere gradevole. Infatti hai toccato un aspetto importante, perché molte aziende che non sono rispettose di certi parametri sociali, ecologici, ambientali, eccetera, vengono proprio disdegnate da molti giovani, perché scelgono, sono loro a scegliere se candidarsi per una certa posizione in una realtà che ha una PIL, mentre una volta bastava che lavorare. Adesso invece se tu hai, non so, una serie di comportamenti che sono eticamente non graditi al target giovane, non interessi, non sei. E questa è una cosa particolare ma interessante. Ma questa è una cosa particolare che però finalmente sta anche emergendo, perché quando noi sentiamo parlare di sostenibilità, fino a ieri pensavamo che fosse quanto inquino, quanto consumo. Il termine, il coso di sostenibilità è molto più ampio, perché la componente sociale della sostenibilità comincia a essere riconosciuta addirittura dalle banche per fare o non fare i finanziamenti. Perché se io sono sostenibile vuol dire che sto creando un ambiente, un mondo che potrà progredire. Se invece non lo sono, vuol dire che sono rimasto indietro. E qua indietro è meglio non restare. Ma ci sono aziende nel nostro settore, che è una domanda un po' conclusiva, che invece rischiano di restare indietro? E quindi che cosa si sente di consigliare in chiusura? Allora, io consiglierei a tutti gli imprenditori, ma a tutti in generale, di leggere di più e di ascoltare di più, in modo un po' critico, non cercare quelli che ti dicono esattamente quello che vorresti sentirti dire, ma cercare chi può aiutarti ad avere una visione più ampia, perché, e ripeto quello che dicevo prima,
restare indietro vuol dire non riuscire più a riprendere le cose. Bisogna capire che cosa sta succedendo. Bisogna fare un po' di fatica. Certo. E quando io ho capito un po' e ho messo insieme più cose che apparentemente appartengono a mondi diversi, sarò più propenso e più pronto e più capace a fare le mie scelte in futuro perché le cose funzionino sempre meglio. Presidente, grazie. Prego. Il tempo è volato, avremo ancora modo di rivederci, di approfondire altre tematiche, volevamo parlare anche del minimo salariale, cosa ne pensava, della riduzione delle ore settimanali, insomma ci sono tante altre questioni, esatto, per che le affronteremo in seguito. Intanto le auguriamo buon lavoro, sappiamo che lei lo fa tra l'altro anche come ruolo istituzionale con molta verve, molta energia e con piacere, con grande passione, che è una cosa estremamente bella. E cari telespettatori, io vi lascio, buona serata, buon proseguimento, noi naturalmente poi ci rivediamo domani per gli altri approfondimenti, le altre interviste. Grazie.